È la 10ª sfida in Serie A tra questi due allenatori, Walter De Raffaele e Max Menetti, che si stimano tantissimo. Corre Achele in contropiede, Russell per un attimo pensa a servirlo, alla fine sfrutta il blocco di Sims, che poi prende questo tiro che credo sbagli 2 volte su 100 più o meno. Aaron Jones, il numero 34, nato a Tuscaloosa, wow, che bello, in Alabama, mentre qui il gran canestro di Stefano Tonut. Dentro De Nicolao e De Codas, qui va fino in fondo Aaron Jones, secondo fallo di Austin Daye. Il blocco arriva e allora Daye si accoppia contro Jones, va fino in fondo Austin Daye con 2 braccia che non sono legali per quanto sono lunghe. Sembrano esserci dei tappi adesso sui 2 canestri. Sanders prova a stapparlo, ce la fa con una specie di circle shot. Tira in controtempo, cadendo, devi avere una sensibilità e una forza fisica. Mamma mia, però la palla di Russell per l'altro ex di questa partita come Nicola Achele. Watt contro Sims nel classico duello di questa partita. Semigancio mancino. Achele dietro la schiena intanto di Casarin per il lavoro di Sims, che poi va in alto basso per Achele, che si muove benissimo e segna il canestro del +6. Classico tiro di Tonut con il rovesciato, sbaglia però, e dall'altra parte subito Treviso, subito con Giordano Bortolani e ovviamente time out di coach Walter De Raffaele, che va sotto per l'ex giocatore di Milano in chiaro mismatch contro Bortolani. Extra pass bellissimo di De Nicolao per Stefano Tonut. Diamo un Oscar a questa azione di Venezia. Sanders contro Sokołowski, che difende molto bene. Alla fine Sanders si crea separazione, va fuori da De Nicolao, che si deve prendere anche questa tripla, la manda a bersaglio. Arriva lo show di Daye, che poi si accoppia contro Kilo Sokołowski, difeso da Stone. Sokołowski di movimento efficacissimo, wow. Si libera per il tiro, altra bomba di Michał Sokołowski, dell'ex giocatore di Varese. Va da Tonut, 9 secondi per chiudere l'azione. Tonut da 3 punti, e d'altronde, caro Ugo, questo è l'MVP del campionato scorso. Campo per questo finale di partita. Russell aspetta il blocco di Achele, ha un po' di spazio. Russell si prende il palleggio, si prende l'arresto, si prende il tiro e anche il canestro. No, non fischi, perché tu stai bloccando con il tuo corpo il difensore di chi deve partire. Si va ovviamente da Stefano Tonut, che mette anche questa. De Nicolao c'è anche per ricevere Tariq Philip, appena rientrato in campo. Philip da 3 punti. Tariq Philip, -2 per la Reyer con la bomba. Poi palla recuperata e Tonut incredibilmente non riesce a trovare il pallone, ma incredibile, la palla recuperata poi immediatamente dalla Reyer. Finisce 80-76 il derby tra Treviso e Venezia, lo vince la squadra di Menetti, che dunque festeggia la 2ª vittoria in campionato. Primo stop in Serie A invece per la Reyer.